Nel caso l'attrazione che i miei alunni hanno, i miei alunni ce ne sono di tutti i tipi e quindi anche intelligentissimi, però amano le cose scientifiche. Io insegno in un IPSIA, istituto professionale, per cui loro vanno lì perché amano le materie scientifiche. Invogliare alla lettura qualcuno che non è magari già abituato da piccolo. Io ho degli alunni che non conoscono le favole, però per me era la cosa più bella e quindi c'è stata fra la terza media e la prima superiore una lotta molto brutta con bisticci brutti fra me e i miei genitori, perché io volevo iscrivermi al nautico e loro non volevano. Allora poi mia mamma, che mi conosceva bene, secondo me, mi ha fatto una giacca a maglia blu e poi ci ha messo i gradi di lana da capitano e si è anche informata di quanti dovevano essere le strisce, coi bottoni, con le ancore e io mi sono consolata con questa giacca. Dopodiché ho detto vabbè, in fondo io con quella giacca mi sentivo già un capitano di lungo corso e poi mi sono iscritta al liceo. Allora, con Nottetempo, forse però questa cosa tutti la sanno, o forse no, non lo so, perché quando me la chiedono un po' lo racconto sempre, poi mi sembra una cosa così strana e fortunata che mi capita molto spesso di raccontarla, come per dire, guarda, se è successo a me può succedere a chiunque. Perché io avevo mandato a Nottetempo, che mi piaceva come casa editrice, e leggevo i libri di Nottetempo perché mi piaceva la grafica, mi piaceva la scelta proprio anche dei testi, non erano libri da cassetta. Sono Ginevra Bompiani, ho letto Mentre dorme il pesce cane. Allora io ho detto, qua, anche se io l'ho tenuto segreto, è qualcuno che mi sta facendo un brutto scherzo, molto antipatico. E allora ho detto, la smetta di fare questi scherzi che mi sembrano anche un po' cattivi e mi dica chi è. Lei continuava a dire, sono Ginevra Bompiani, e poi io ho guardato bene nel chi è ed era un prefisso che non era 070 e non era un telefonino, per cui ho detto, ma magari è Ginevra Bompiani. E allora lei si è divertita molto, chiaramente è stata per me un buon angelo perché, vabbè, insomma hanno pubblicato il libro, poi io mi sono affezionata e così. E quindi chiaramente io sono nata lì. Però mia mamma aveva questo mito di Cagliari. Un po' perché così l'aveva vista poche volte, l'aveva vista una volta prima della guerra quando erano venuti con un carretto a prendere dei materassi per una parente che era malata di tisi e dove sono venuti a Cagliari, andati a Cagliari per prendere questi materassi che non esistono, ma per me sì. Dico, guarda l'ingresso della contessa, il salotto della contessa, il bagno di Noemi. Qui si fa il bagno Noemi, ma Noemi non esiste. Esiste la persona che possiede quel bagno. È così. La contessa di Ricotta è la storia di tre sorelle. Sì, decadute. Di Castellani. La cui protagonista si chiama la contessa di Ricotta perché? Perché non sa fare niente, è un'inetta, ha le mani di ricotta, quando fa qualcosa la fa male, quando prende qualcosa in mano le cade. E quindi insomma, perché lo diciamo in Sardegna, mani di ricotta? Solo per quello, perché le scrivo perché in quel periodo della mia vita io ho bisogno di avere un certo insegnamento e le scrivo per convincermi.
faccio andare le cose in maniera che l'insegnamento poi, è chiaro che non credo di essere nessuno, so tutti i miei limiti, eccetera. Anzi, ho pensato che chi l'ha pubblicato avesse una rotella di meno. Però piacere fa piacere a tutti. E allora, se devo proprio dire la verità, un po', certo, ci speravo, sì. Dicevo, ma chissà cosa si prova a vedere un proprio libro pubblicato, no? A toccarlo, anziché toccare sempre i fogli dei manoscritti, no? Avere sempre, dicevo, ma chissà che effetto mi farebbe. E l'ho mandato in segreto, chiaramente, perché ho detto, se non mi fila nessuno, così almeno non faccio la figura della stupida. E però sì, certo, un po' ci speravo, sì, mi faceva piacere, perché per quanto uno sia di indole modesta, ma piacere piace a tutti, è una cosa umana, forse non c'è neanche niente di male, sì, e quindi l'ho mandato sperando, certo, che io amo. A me piace una fortuna più modesta, mi piace godermi le mie vacanze, andare al Poetto, fare tutte le cose che mi piacciono, stare con quelli che amo. L'idea di partire 18 volte in un'estate mi sembra che dopo prendo una rivoltella e mi tiro un po'. Cielo fresco che ci ha costretto a indossare la giacchina. A questo punto io devo ringraziare Milena per la disponibilità. Adesso abbiamo qualche elemento in più e che ci possa piacere di più anche Ali Di Babbo e anche la contessa di Ricotta.